salvo salutiamo ancora Michele Serrani, il francese col vincitore del Giro 2017, campione del mondo del drone Tom Dumoulin. È arrivato Loris de Gamba, è arrivato Dell'Angela, sta firmando con me, è arrivata la maglia finalina, grandi per l'applauso, e via di Viani. Arrivato Gonzalez, ha firmato anche di Gara, stanno firmando tutti i tesorerini, è il momento di Mordov, campione nazionale della Repubblica Ceca, 5 volte campione del mondo del cross, una strada bianca per il Senet, Stevie Sibarra, Felix Rosserler dall'Austria per la Bora, Patrick Conrad, stessa storia, Bora, e poi siamo con Andrea Schillinger, il tedesco della Bora Androe, poi uno dei più popolari, Davidino Roccia Formolo, Mazza, Gurza, Schlick, Katinska, Alpecin, l'ex maglia bianca, Argento Mondano, Grono Under 23, e Maximilian Schachtmann, il passista è Benny Van Bokkal per il team Lotto. Elia Viviani ci concede un selfie fantastico, fatelo l'applauso. Questo è quello che vogliono il pubblico, che vuole il gruppo del tifosi. Guardate Elia Viviani cosa sta facendo. Meraviglia. Questa è una meraviglia. Quando si dice che il Giro Italia ti porta sotto casa i grandi campioni e anche i grandi uomini. Io il primo, fatelo l'applauso per due, fatelo. Fantastico. Elia Viviani, chapeau, veramente, chapeau. Tra l'altro atleti che in questa occasione si siano portati in foglio di firma veramente molto presto, mancano effettivamente poche firme ancora prima di chiudere quello che è l'ufficialità del foglio di firma. Ricordiamo che è il momento ufficiale e fondamentale, chi non firma non parte. Sicuramente cominceranno ad arrivare gli ultimi alla spicciolata, anche perché il tempo scorre inesorabilmente. Sono le 13 e 12 minuti, ancora 8 minuti. Guarda Elia Viviani, io non ho parole. Bora Hansgrohe e nel frattempo si avvicina alla foglia di firma insieme a Katusha Alpecin. Comunicazione di servizio, scusa Barbara, stampa in seguito della corsa possono iniziare a partire, grazie. Ecco che firma un altro corridore. Ha vinto? La maglia rosa del primato, della leadership in classifica generale, uomo che è stato tra l'altro campione del mondo in pista a Minsk nel 2013, quarto al Tour de France, con vestito anche la maglia bianca, ieri secondo per la Michelin Scotta del Regno Unito Simon Yates. Siamo davvero negli ultimi minuti di attesa per la partenza ufficiale, controlliamo, siamo alle 13:21 in questo momento, manca davvero poco. Visto che era stata anche serie di tappa del Giro Italia nel ormai lontano 2008. Organizzativi, ricordiamo ancora la partenza per la settima tappa Pinzo Breiamare, lo scorso, scusate, qualche anno fa vinse Diego Ulissi
Ulisse che è tra i presenti in questa 100esima edizione, 159 km, non Gran Premio della montagna, 2 traguardi volati, il primo a Guardia 33 Marina dopo 96 km, il secondo al chilometro 133 nella località di Santa Maria del Cedro. 3 secondi di buono al primo, 2 secondi, 1 al terzo nel passaggio nel secondo traguardo volante di giornata. Chris! Grande campione Chris! Completamente tutti i non addetti a bordo strada, grazie per favorire ovviamente le fotografie e soprattutto le operazioni che in questo momento sono determinanti per lanciare i corridori fino al chilometro zero. Dovranno percorrere 2 km e 500 metri, poi ci sarà il via effettivo di questa settima frazione. Very good, this mountain bike. Seconda fila che si è già composta, vedo che ci sono Jacopo Mosca. 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Good luck Chris! Go Chris! Go! Go Chris! Go Chris! Go!